amici miei che mi seguite, buon pomeriggio e buon mercoledì 25 agosto 2021 e facciamo gli auguri a chi porta il nome Patrizio e Patrizia Live. Voglio ricordarvi un pochettino i miei social dove seguirmi e poi parliamo di un po' di un articoletto che ho letto poco fa e ci sentiamo poi domani live. Allora, se volete seguirmi sul mio forum Area Pulita, sono sul forum Area Pulita dove metterò sempre il link ogni mattina, senza che io ripeto sempre le stesse cose, ma ogni mattina metto sempre gli articoli su un forum che poi trasporta su chi segue un gruppo. Se volete iscrivervi al mio gruppo Facebook notizie, e poi se volete ancora seguirmi sul mio canale YouTube, iscrivervi al mio canale YouTube, mi fa molto piacere. Voglio dire questo piccolo articoletto che è successo ieri, oggi non lo so, ho letto un pochettino questo articoletto e lo voglio commentare un pochettino. Un cane fedele ha sbranata il suo padrone che vegliava poi sul suo corpo, dopo che l'ha sbranata vegliava sul suo corpo, ma purtroppo la vita è così, e che dall'allarme è stato proprio il fratello che ha sentito dei rumori nella stanza e è andato subito all'allarme, e purtroppo però la donna di 63 anni non ce l'ha fatta perché era molto ferita sul collo, sulle gambe e sulle braccia. Però al di là di questo il suo fedele cane era vicino proprio alla signora che è morto a 63 anni perché la vegliava. Quindi l'animale viveva insieme alla vittima, è stata trovata accanto al suo corpo, di questa donna che purtroppo ha perso la vita. Vi stavo dicendo già la situazione come è stata. Andare all'allarme 118 è stato il fratello, però non c'è stato niente da fare perché ha sentito dei rumori e ha chiamato subito il 118, ma non c'è stato niente da fare. Quindi, carissimi amici miei, vi ripeto, se volete seguirmi sui miei social, io vi aspetto sempre. Poi se non volete seguirmi, perché se non vi piace quello che dico, pure mi fa piacere perché non mi piace quello che dico. Se volete iscrivermi a un gruppo Facebook notizie vi iscrivete, e se non volete iscrivermi non vi iscrivete, a tutto il resto è questo fatto qua. Volevo parlare un po' di questo articolo qua. E dopo il video live oggi è pieno, ma se potete chiamare già per domani, dopodomani, il numero 347 62 95 723. Live, al prossimo video, si dice adesso bye bye live.